Alla pagina sportiva parliamo di Treviso Calcio, il quale subisce l'ennesima sconfitta, questa volta in casa contro il San Marino. La squadra, dopo il cambio di allenatore, ha fatto vedere dei progressi nel primo tempo sia in difesa che nelle geometrie di gioco, ma nel secondo tempo ha subito 3 gol. Inoltre i biancocelesti hanno chiuso la partita in 10 a causa dell'espulsione di Pierangelo Tarantino. Vediamo. Lancio a cercare Esposito, che di testa riesce a mettere in mezzo. Non ci credono i compagni, Galuppo prova a spazzare, ora Salvi va a contendere palla a un avversario, ancora Salvi ha provato a recuperare palla, posizione per Tarantino ed era un gran gol, ma c'era fuori gioco di Tarantino, il fuorigioco di Nazareno Tarantino, vediamo l'arbitro se lo assegna. Adesso si spiegano i due e ci sembra che il gol sia convalidato. E quindi Treviso in vantaggio, 26esimo minuto, grande rete di Nazareno Tarantino. Attenzione, si rinnova lo scontro con Videtta, Ferrari in area di rigore, palla fuori per Poletti, traversone, coda di testa, arriva Doumbia e la palla finisce in rete ed è il pareggio del San Marino. All'8° minuto della ripresa c'è stato un batti e ribatti in area di rigore. Attenzione, palla indietro per Pacciardi che allarga per Doumbia, area di rigore, Doumbia entra in area, prova a saltare Bini in mezzo, Pacciardi ed è la rete del San Marino, 10° minuto. Ora Doumbia parte, si accentra Doumbia, prova il destro e l'errore di Campironi, palla in rete. 3-1 del San Marino ed è il primo errore stagionale anche in questa stagione di Campironi. Non ci possiamo più nascondere, io penso che questa squadra qui c'è qualche laguna, quindi va completata, va veramente aiutata sotto questa forma qui perché si vede un po' qualche laguna in campo, non lo possiamo nascondere, visti un po' i 2 gol presi in 2 minuti. E quindi ti fanno riflettere, ti fanno pensare, ti fanno pensare cose che non vorrei, insomma, non capisco, veramente non capisco. Dico. Ecco perché io vorrei venire qua a dire, cavolo, che bella squadra, che poi abbiamo fatto anche delle ottime cose, siamo entrati in campo, in porto parecchie volte, quel cross, con parecchie situazioni. Però ti fa riflettere per come veramente vengono affrontate alcune situazioni, tipo i primi 10 minuti del secondo tempo.